È una crisi sempre più profonda, quella che avvolge il settore turistico-termale nei comuni di Abano, Montegrotto e Battaglia. Con l'aggravarsi della pandemia di coronavirus, sempre meno turisti stranieri raggiungono l'area, complici anche limitazioni nazionali e quarantene al ritorno in patria. Inoltre, con il nuovo DPCM varato negli scorsi giorni, anche i turisti nazionali hanno cominciato a scarseggiare. Complice una sbagliata interpretazione del provvedimento, in molti hanno dato forfait credendo ad una chiusura degli hotel termali che invece rimangono aperti poiché effettuano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Pochi giorni fa la firma del Premier Giuseppe Conte sul nuovo DPCM, che però ha creato molta confusione fra i gestori e i clienti degli hotel termali. Sì, un nuovo DPCM che ovviamente è stato firmato per andare incontro a questa escalation dei contagi, un DPCM che, a differenza di quanto abbiamo visto nelle brozze dei giorni precedenti, è sicuramente frutto di un compromesso e che ha generato tanta confusione, quindi un DPCM che secondo me poteva essere scritto meglio. Confusione sia per quanto riguarda questa interpretazione dell'utilizzo delle piscine termali e non solo in questo ambito, confusione un po' in generale perché di fatto torniamo indietro di qualche mese con tutte le preoccupazioni che caratterizzano il tessuto economico e non solo. Turismo che comunque, nonostante l'apertura delle strutture, resta in forte crisi, sia per il mancato arrivo dei turisti, sia perché il nuovo DPCM sconsiglia gli spostamenti non necessari. Sì, vengono meno le motivazioni che spingono le persone a viaggiare. Sfido chiunque a viaggiare in questo clima, anche se i nostri alberghi sono aperti, i nostri alberghi sono dei presidi sanitari, per cui chi è convenzionato, chi ha delle prescrizioni mediche può effettuare la fangoterapia, può utilizzare le piscine, però vengono meno molti presupposti legati al viaggio, soprattutto se allarghiamo l'orizzonte non solo alle regioni italiane, ma anche alle regioni europee. Sappiamo benissimo che la Germania sta chiudendo. La Svizzera ha chiuso e sconsigliato fortemente di venire nel Veneto, per cui la contingenza fa in modo che i nostri alberghi siano aperti, ma che i turisti ovviamente saranno molto pochi, anche se qualche turista c'è. Un fulmine a ciel sereno anche per la chiusura di bar e ristoranti, se non per asporto alle 18. Sì, fulmine a ciel sereno perché questa scelta del Presidente del Consiglio dei Ministri grida vendetta, nel senso che i ristoratori devono chiudere come i baristi, gli esercenti alle 18 ed è veramente, secondo me, immotivata questa scelta perché fino ad oggi hanno rispettato tutti i protocolli previsti dal governo stesso, quindi a nostro modo di vedere è una scelta totalmente sbagliata rispetto alla quale stiamo valutando anche con i nostri legali eventualmente di fare un ricorso al TAR perché è veramente immotivato mettere in ginocchio dei ristoratori e soprattutto tutti coloro che hanno rispettato i protocolli che non sono stati inventati dal sindaco o da loro stessi ma dal governo stesso. Di conseguenza, secondo me andava fatto più un controllo rispetto a chi non rispettava le regole ed essere intransigenti, ma tutti coloro, baristi, ristoratori, attività, che hanno rispettato i protocolli e che adesso si trovano ulteriormente penalizzati, secondo me è una scelta non legittima che penalizza un intero settore e veramente rende la vita difficile a questi imprenditori che per carità possono produrre per asporto i loro cibi, però è altrettanto vero che sono obbligati a chiudere alle ore 18 e questo è drammatico. Ecco, servono subito risorse in ambito economico. Cosa chiede a Roma e soprattutto cosa può fare l'amministrazione comunale? Allora, servono sicuramente risorse, bisogna subito che il governo centrale indennizzi tutte queste attività che sono state penalizzate, penso anche al mondo dello spettacolo, penso anche alle palestre, penso a tutte quelle attività che pur rispettando i protocolli adesso sono obbligate a chiudere. Serve che anche la Regione faccia la sua parte perché i bilanci dei comuni li conosciamo bene. Noi dal canto nostro abbiamo dedicato numerose risorse per andare incontro alle attività commerciali con dei bonus, soprattutto per chi deve pagare un affitto
e soprattutto siamo andati incontro anche ai nostri cittadini prevedendo dei buoni spesa in tagli da definire rivolti soprattutto alle famiglie con dei minori perché possano spenderli nel nostro territorio, nei negozi del nostro territorio. Ovviamente è una piccola goccia in mezzo all'oceano che però speriamo possa far ripartire anche la nostra economia legata ai negozi che è in forte crisi.